on Gangnam Style. Gangnam Style. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어. Il giudizio di Monti sull'autonomia, figuriamoci sull'indipendenza. Morosini, chissà cosa... Ma io credo che il Primo Ministro non sia in sintonia con quella che è la realtà dei territori e della gente, tantomeno con questo territorio del Veneto che secondo me conosce poco, tant'è vero che da quello che si legge sui giornali ha esordito dicendo perché è rimasto in un ingorgo stradale, qui mancano le infrastrutture. Siamo a posto se la percezione dei problemi è colta con questa occasionalità. In realtà quest'uomo è uno dei responsabili politicamente colpevole dei suicidi che sono avvenuti nel Veneto. Lo ribadisco, politicamente colpevole dei suicidi che sono avvenuti nell'ultimo anno in Veneto, perché la tassazione ha esasperato e disperato la gente, ha creato recessione, ha creato fallimenti, ha determinato chiusure delle aziende, ha indotto aziende sane a trasferirsi all'estero o a chiudere preventivamente. Questa è la realtà di un anno di questo governo. Governo che, come sa la gente, ma non è mai abbastanza poco sottolinearlo, è stato sostenuto tanto dal centrodestra di Berlusconi, che oggi fa un'apparente azione diversiva, quanto dal centro-sinistra di Bersani, che quotidianamente cerca di differenziarsi. La realtà è che è un tutt'uno, c'è una realtà, un apparato governativo che ha avuto un consenso trasversale di centrodestra e centrosinistra, che è alleato di una burocrazia che è come le mangrovie, che ha invaso e pervaso lo Stato, che ha impedito un cambiamento, che non consente neanche in prospettiva, chiunque vinca, non consente in prospettiva di realizzare qualsiasi percorso di cambiamento. Abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo convintamente, l'Italia è tecnicamente fallita. È tecnicamente fallita, ha dei colpevoli che sono tutti questi che si muovono sulla scena, anche la Lega ci mettiamo dentro perché sugli ultimi 13 anni 9 li ha governati assieme al PDL e oggi non può dire che ha un progetto che si differenzia, questo lo diciamo ai dirigenti, non ai militanti che meritano di essere accolti nelle file dell'indipendenza, perché oggi è in alleanza con Fratelli d'Italia, con tutto rispetto per quelli che nel Veneto credono che si possa operare politicamente su questa sponda, e con Grande Sud. Quindi che cosa vengono a parlarmi di federalismo? E poi la favola, direttore, la favola, quella del 75%, se in parte è utile in Lombardia, perché in realtà già la Lombardia prende quasi il 70%, aumenterebbe di 5-7 punti. Nel Veneto non ci sarebbe nessun cambiamento, perché lo Stato spende 50 miliardi tra i servizi, spese varie, a fronte di 70 che ne preleva, e quindi c'è già grosso modo un 75%. Di cosa parliamo? La realtà è che l'Italia ha record di fallimenti su tutto il fronte. Questa è la situazione, quindi io credo che l'indipendenza sia una cosa seria. Questi non sanno cogliere cosa dice il territorio. E dico un ultimo dato. Noi abbiamo fatto un sondaggio scientifico a gennaio, il quale chiedeva ai veneti indipendenza sì, indipendenza no. Il 56,7% ha risposto che se ci fosse un referendum, come io spero Zaia abbia il coraggio su nostra spinta di convocare quanto prima, il 56,7% dei veneti sarebbe favorevole all'indipendenza. Non è contro l'Italia, è vero, però quello che sento io, non è contro l'Italia l'indipendenza, è per salvare il Veneto e dare la possibilità all'Italia di emularci, di copiarci virtuosamente nella responsabilità per salvare la nostra dignità. Allora riprendiamo dall'avvocato Alessio Morosini, però prima di dargli la parola rivediamo quanto ha detto Luca Zaia, governatore del Veneto, in questo studio a proposito dell'indipendenza. C'erano ancora molte interpretazioni, chiavi di lettura del pensiero di Zaia su questo, ma a Focus è stato, credo, molto preciso. Vediamo. Quando tu le spari troppo grosse, finisce che sono troppo grosse e sono irraggiungibili come mete. Quindi se tu dici io voglio fare il Veneto indipendente, dici guarda, questo è il sogno, questi sono i percorsi fattibili, difficoltosi e al momento irraggiungibili. Invece
c'è sempre un po' la tendenza di facciamo un evento autonomo, no. Quindi il percorso, tu devi dire, è difficile, se lo vogliamo fare con legalità, bisogna avere i varchi, che sono un riconoscimento europeo, che sono ok, ma andare a dire ai cittadini che possiamo aprire le urne sabato e la domenica e che ci vuole solo un atto di coraggio da parte di Zaia, vuol dire prendere per il culo la gente. Scusate l'espressione, ma mi fa anche arrabbiare sta roba. Non si può andare a dire a povera gente che non sa più come sbarcare il lunario che basta un atto di coraggio. Ma cosa vuol dire un atto di coraggio in democrazia? Come faccio io a far aprire le urne in maniera ufficiale cioè, con spese di milioni di euro? Chi è che li paga? Chi va? Allora facciamo una gazzebata, sono d'accordo, facciamo un referendum nei gazebo i volontari. Cioè il referendum ufficiale è quello che si fa con la scheda vidimata, con gli scrutatori, con tutti i sacri crismi e quelli di legge. Questo non lo si può fare attualmente in Italia. Non c'è nessuna legge per indire il referendum. Ma questo dipende dal fatto che la Costituzione non lo prevede, bisogna cambiare la Costituzione o lo si può fare comunque? Allora, il referendum, per farlo proprio in maniera breve, cosa prevede? Il referendum per l'indipendenza vuol dire che il Veneto non sia più Italia. Chiaro questo, no? Indipendenza del Veneto deve essere più Italia. Io posso essere d'accordo per questo, no? Però è lapalissiano che la nostra Costituzione non ti lascia andare via, no? Perché è scritta male, perché... ok, è lapalissiano. Bene. Se è così, noi dobbiamo appellarci che all'autodeterminazione. Ok, bisogna che l'Europa si autorizzi a fare un referendum, ma l'Europa lo deve fare contro lo Stato italiano. Allora, Alessio Morosini. Bisogno di un quarto d'ora per spiegare a Zaia almeno, ma cercherò in 5 minuti perché so che lei... Si contenga. Possiamo esordire dicendo che la confusione è grande sotto il cielo, perché effettivamente da Zaia abbiamo sentito... Chiedo scusa, forse... No, volevo dire che la confusione sotto il cielo è infinita più che grande. Ha detto in servizio di 2 minuti almeno 10 concetti in contraddizione tra loro. A me dispiace dirlo, ma dovrebbe prima di parlare, soprattutto dal pulpito, dal ruolo che ha, informarsi, conoscere umilmente. Il ragazzo è umile ma è impreparato, questo è il punto. Quindi gli riconosciamo che ha questa virtù, ma non si può non bocciarlo con un secco 3 e sono generoso perché non conosce i rudimenti della materia e cerca anche di parlarne ed è la cosa peggiore. Come diceva taluno, un buon silenzio non è mai stato scritto e non è mai stato detto probabilmente. Allora il punto è che Zaia deve valorizzare delle conoscenze cominciando a chiedere a chi può insegnargli di che cosa significa parlare di diritto all'autodeterminazione. E lui non lo sa. Noi nel nostro spot elettorale in questi giorni, sarà mandato spero anche da questa televisione, diciamo che è un diritto, il diritto all'autodeterminazione, che devi conoscere, che devi volere e che devi dichiarare. Al primo punto lo devi conoscere e ahimè, quante volte l'ho detto, non lo conosce nessuno. Allora è inutile richiamare genericamente la Costituzione se non si sa a quale norma ci si rivolge. C'è una norma, l'articolo 10, abbiamo detto più volte, che dice che l'Italia si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Vuol dire che sono norme, come diceva Calamandrei, che vengono prima e stanno sopra e non hanno bisogno nient'altro che di strumenti di attuazione. Se lo Stato non ci dà, come nel nostro caso, gli strumenti di attuazione, e non mi stupisco che li dia, perché l'abbiamo detto tante volte, lo dicono i giuristi, io umilmente lo vado ripetendo, che non esiste nessuna Costituzione al mondo che regola il diritto all'autodeterminazione, perché è una contraddizione in termini. C'era solo in Unione Sovietica che esisteva questo diritto e quando lo esercitavano andavano con i carri armati. E allora questa contraddizione come va dipanata, come va risolta? Capendo il problema. Non è un problema dell'ordinamento, delle costituzioni dei singoli stati, è un problema del diritto internazionale che lo regola, perché è un diritto superiore ed è un diritto che va annoverato, secondo gli esperti, ormai è una cosa risaputa, tra i diritti fondamentali dell'uomo, come la libertà e la vita. Questo è il punto e quindi ha bisogno soltanto di meccanismi di attuazione. Se non ci sono i meccanismi di attuazione, perché Zaia non sa individuarli, bisogna creare una forzatura, e questo lo dico sottolineandolo lentamente, in base alla norma internazionale ed è un esercizio di un atto politico che si orienta verso l'indipendenza grazie a una norma superiore.
La cosa meriterebbe di essere spiegata, io ho fatto uno sforzo immane per riassumerla, ma è questo. Dico a Zaia, faccio un invito perché nei blog sta correndo in questi giorni, vorrebbero che facessimo un incontro io e te, magari con il buon direttore Baccialli, che è bravo, e lo facciamo, ci dedichiamo un'oretta, parliamo di questo argomento, però studia l'argomento a casa, perché non vorrei che ti fosse affibbiato, non da me, ma dagli uditori un altro 3 perché sei impreparato. E dal ruolo in cui rivesti, essere impreparato, Luca, con la stima personale che ho, non mi piace, né per te, ma soprattutto per i veneti. Allora, comunque, chiederemo a Luca Zaia se vuole appunto partecipare ad un dibattito, ad un duello tra Indipendenza Veneta e Veneto Stato. Si contenga, Sindaco. Dica, qua si dice. È più utopistico pensare che si abolisce l'IMU, che si abbassano le tasse o che si fa il Veneto indipendente. Questa è la realtà. L'IMU è più difficile perché vedi, con l'indipendenza, già con residuo fiscale, hai 20 miliardi di euro a disposizione, cosa che nessuna azione governativa o prospettata dai vari contendenti sulla scena elettorale in questo momento è in grado di garantire. Scusa Italo, in realtà il buon Italo Tassinari parla di assoluta autonomia, che io la traduco come indipendenza, perché c'era uno spot che è uscito adesso, un messaggio che diceva l'Italia non è malata ma è morta, e non è una cosa di cui io gioisco, però è un dato di fatto. Perché è un dato di fatto? Noi consideriamo dati recenti, dopo 13 mesi del governo Monti, che ha avuto in media una fiducia alla settimana, col consenso di Berlusconi da un lato e di Bersani dall'altro, e spero che la gente non lo dimentichi, ci ha portato ad un tasso di disoccupazione giovanile al 37%, quello medio europeo è al 24%, la Germania ce l'ha all'8%, questi sono numeri. Allora, se noi dobbiamo pensare che affidare il governo ancora a questo signore, magari anche in accordo con il centro-sinistra, ieri prospettato, oggi smentito, cioè le dicono di tutti i colori, quando fino a 2 mesi fa, fino alla fine di novembre, hanno votato le stesse identiche cose, IMU compresa. Ma ci vuole un po' di decenza a presentarsi alle elezioni dicendo io sono contrario, io sono d'accordo per la restituzione, adesso Monti che ha messo l'IMU in parte per fine anno potrei restituirla. Il dato è che abbiamo questi elementi di disoccupazione che ho offerto, ma diciamo stiamo ad oggi, nel nostro Veneto. Oggi abbiamo avuto notizia che la Benetton licenzia 200 persone, che la Electrolux ne licenzia altre 250 persone, e queste 2 aziende sono aziende di eccellenza. Non sono dei piccoli laboratori artigiani che vivono in prossimità di un mercato più o meno capace di organizzarsi e di competere. Eccellenza! Ed è l'ultima eccellenza, l'altra più abile, come diceva Italo, è già uscita verso la Carinzia e altre, la Svizzera, verso la Slovenia, dove c'è una tassazione certa al 25%. Come si può competere con i cinesi o con altre realtà o con il Brasile adesso, laddove noi abbiamo tassazioni doppie se non superiori al doppio di questi paesi? È finita! Noi è inutile che inganniamo la gente, l'inganno è su questo punto. Paghiamo di debito pubblico 80 miliardi all'anno, quindi qualsiasi manovra ulteriore non è sufficiente a pagare il debito pubblico, ma la gente ha il coraggio di dirle: Monti, per forza che va a visitare il luogo per handicappati, vada nelle fabbriche, vada a vedere le zone industriali abbandonate con le erbacce d'inverno altri 2 metri, o affittasi o vendersi che c'erano zone industriali, e non si vende, perché anche questo è il punto. Le esecuzioni nei tribunali delle esecuzioni immobiliari che vengono rinviate costantemente perché non si ricava neanche il 50% dei valori del bene. Quindi è una recessione, ormai è un fenomeno a spirale. Un fenomeno a spirale di fronte al quale non c'è possibilità, Italo, tu sei un saggio, ma con l'assoluta autonomia non si va da nessuna parte. Per quale motivo? E vorrei concludere. Noi facciamo sempre un esempio molto banale nei nostri incontri pubblici, che sono affollatissimi. Facciamo l'esempio della barca con 3 persone dentro. Uno rema, e noi diciamo il Veneto che rema ed è tutto sudato, a un certo punto dice agli altri 2: oh Tosi, adesso basta, remme voi altri, o quantomeno votiamo, dice uno.
Sì, esatto, votiamo. I due che stavano là a prendere il sole dicono: noi abbiamo votato che devi continuare a remare tu. Questa è la realtà, quindi anche se il Veneto dovesse prendere il 90% di consensi, andando a Roma, come purtroppo in modo fallimentare ha fatto per 20 anni e vuol continuare a fare la Lega, anche se parla genericamente di euroregioni, vuol dire portare all'ammasso il consenso, vuol dire avere una politica fallimentare a priori. Ecco perché bisogna svegliare la gente e dire: pensiamo all'indipendenza, non perché siamo contro l'Italia, Italo. Io amo l'Italia, dico che turisticamente è il miglior paese, ma non ha più i requisiti strutturali per essere uno Stato che si salva, è fallito tecnicamente, questo è il punto. Una battuta, 16 febbraio che succede? Il 16 febbraio, noi uno l'aveva anche chiesto, sì, anche per rispondere ai tanti messaggi che sono arrivati, il 16 febbraio, e per rispondere a Zaia che pensa, come peraltro pensava che non si potesse nemmeno tenere il Consiglio straordinario del 28 novembre, gli uffici legali della Giunta del Consiglio gli avevano detto che non si poteva nemmeno tenere il Consiglio sul tema della risoluzione 44 sul diritto all'autodeterminazione. Anche i loro consulenti, a proposito di esperti, chi mi viene a censurare, gli avevano detto di no. Quando ha letto la lettera che ci ha scritto Barroso, che gli abbiamo portata in originale, e ha visto la risposta all'europarlamentare Bizzotto dello stesso Barroso sul tema, che parlava di Veneto, Catalogna e Scozia, allora gli uffici legali sono zittiti e sono pagati coi soldi pubblici, e Zaia si è accodato a noi. Ecco perché io voglio il confronto con lui, il duello famoso, il dibattito, magari anche con degli esperti. Noi nel nostro, e finisco direttore, porteremo il 16 a Venezia, ci saranno almeno 5.000 persone, anche se c'è un metro di neve, speriamo ne arrivino 10.000, porteremo il testo di delibera referendaria che il Consiglio regionale deve approvare. Tra l'altro elaborato con due valentissimi giuristi, di cui faccio il nome orgogliosamente, uno è il professor Lottieri, Carlo Lottieri dell'Università di Siena, e un altro è il professor Alessandro Vitale dell'Università di Milano. Poi, modestamente, ne abbiamo anche altri, e tra questi 5 ci sono anch'io. Tutti e due presenti al convegno che ho organizzato. Bravo, tra l'altro, che tu hai potuto apprezzare, si tratta di figure di